eclessi, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Oggi parliamo di despoti, di tiranni, parliamo di uno che c'è, che si chiama Xi Jinping, e uno che c'è stato, Hitler. Allora, perché parliamo di Cina? Perché lo vedete che c'è questo spostamento progressivo verso la Cina, un pezzo da 90 come Romano Prodi, quello che picchia le giornaliste che gli fanno le domande scomode e che viene addirittura applaudito dai Giannini di Repubblica. Ma non mi stupisco. Comunque sia, c'è Giuseppe Conte. La via della seta è un altro discorso, a dire la verità. Comunque c'è questa silenzio, c'è questo sciopero della critica, perché ci si dimentica di quello che accade in Cina. C'è il capitalismo, ma è un capitalismo comunista, e non è mia questa, l'ho sentita l'altro giorno da Pierluigi Battista, per favore Pigi tenetevelo in scarsena, che ha osservato una cosa reale. La minoranza islamica in Cina, gli uiguri, sono perseguitati. Sono andato a leggermi quello che gli fanno, ma sono veramente perseguitati. Quindi ci sono i palestinesi, islamici palestinesi, per cui questi signori vanno in piazza, i Propal, e ci sono degli islamici in Cina perseguitati dal regime comunista di Xi Jinping che non esistono. Non mi sembra una bella cosa. E quindi ci sono i laogai. A me dispiace, ho sentito Nicola Porro che lui ha detto che non sapeva cos'erano perché parlavano di questo lunedì. Mi dispiace perché, per esempio, quando noi abbiamo cominciato a intervistare noi la radio, Nicola Porro appena arrivato al giornale dal 2007 credo, io so che abbiamo dedicato io, Kainarca e non solo, abbiamo dedicato molte trasmissioni ai laogai. I laogai sono dei campi di concentramento dove, con la scusa di far lavorare chi ha maturato dei debiti, ci mettono dentro anche i dissidenti, ci infilano anche i dissidenti, e non è raro che qualcuno ci lasci le penne, e anche questo non è un bel sistema. Poi qualcuno dice, signori, il Covid ce l'ha dato sul groppone la Cina e non ha pagato niente, non ha pagato dazio. Vi ricordate che era molto aggressivo Trump contro la Cina a quell'epoca, però niente. E quindi cercheremo di capire meglio questo sistema cinese con Corrado Ocone, partendo anche da quella scelta. Qualcuno ha detto è stato un regalo di Clinton, qualcuno ha detto è stato una fiducia mal riposta. Il pensiero, questo è una costruzione che matura anche Corrado Ocone in un bell'articolo l'altro giorno su Libero. Si crede che aprendo il 2001, aprendo al mercato, al WTO, all'Organizzazione Mondiale del Commercio, aprendo alla Cina, porti nella Cina, stiamo parlando di 24 anni fa, era di novembre-dicembre del 2001, quindi se vogliamo poco più di 23, comunque stiamo parlando quasi di un quarto di secolo. Qualcuno credeva che immettendo, diciamo, inoculando il germe del liberalismo, si potesse costituire una classe media, si potessero cioè far attecchire i valori liberali. Questo è un pensiero che ripeto, spero non da pappagallo, perché Corrado Ocone
spiegherà, che ha scritto libri sul pensiero liberale, molti libri, molti saggi, quindi lui saprà spiegare come si è arrivati a credere a questo. Io più prosaicamente, ormai ho la mia età e vi assicuro che spesso e volentieri non si viene a saperlo, ma ce ne sono tanti che si fanno pagare, ma a tutti i livelli, a tutti i livelli, a tutti i livelli, dei più bassi, degli anelli più bassi della catena alimentare, nei quali ho militato per tanti anni, la fabbrica, l'operaio, a quelli più alti, medi, medio-alti, colletti bianchi, eccetera. Di venduti ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti. Comunque sia, adesso ci troviamo con un problema che non è davvero da poco. Cioè, troviamo a che fare con un colosso che ovviamente fa pesare tutto il suo potere. Un paese dove non si vota. Non ho mai capito anche con l'Europa. Allora, Putin è il cattivo, certo. Navalny, quanti ne ha uccisi? Che gli facevano? Sì, lo so che tanti di voi dicono no, è falso. Va bene. Se voi siete liberi di pensare che sia una bugia occidentale quella di Putin che ha fatto uccidere i suoi oppositori, io ho delle fonti dirette di persone che hanno lavorato con i dissidenti putiniani, che mi hanno riportato altre informazioni che ritengo più attendibili, per cui Putin li ha fatti uccidere. Ma non è questo il punto, perché qui si litiga poi alla fine. Il punto è perché Bruxelles ha precluso ogni rapporto con Putin ben prima dell'Ucraina, da sempre praticamente, mentre con la Cina va bene, benissimo, con la Turchia va bene, benissimo. Cioè, tutte le autocrazie sono uguali, ma alcune sono più uguali di altre. 0292947222, questo è il numero di telefono anche per contestare quello che sto dicendo, ovviamente, e il WhatsApp è 340 670 9659, oppure per aggiungere o per dire la vostra o per esprimersi anche tema libero come sempre. Dicevo, Hitler non poco, non cosa di poco conto, perché è stato ripubblicato una biografia, un libro di August Kubizek che si intitola Il giovane Hitler che ho conosciuto. Questo autore è stato ha conosciuto Hitler prima che Hitler diventasse il Führer, l'ho conosciuto da giovane. E ci parla di questo libro la professoressa Silvia Stucchi, che è docente di lingua e letteratura latina, ma ha scritto anche testi sull'antica Roma e anche sulla letteratura inglese, anglosassone. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Pellegrina. Non solo io confermo quello che lei sta dicendo sulla Cina, ma io lo amplio, perché lei magari non lo sa, perché non è che può sapere, lei non è un tuttologo, quindi come io non sono un tuttologo. Negli anni del grande balzo in avanti ci fu il più grande genocidio nella storia dell'umanità, 10 volte superiore a quello del nazismo. Tra il 55 e il 60 morirono tra i 60 e i 70 milioni di cinesi per fame. Per fame proprio c'era il cannibalismo, i bambini più piccoli venivano cucinati, non è sta storia qua che i comunisti mangiano i bambini, se li sono mangiati davvero, si informi Pellegrin, perché era talmente la fame, la cosa che i più piccoli, i più deboli venivano divorati dai genitori, così come è successo durante l'Holodomor, cioè in Ucraina tra il 31 e il 33, durante la repressione di Stalin. I casi di cannibalismo furono migliaia e morirono tra i 4 e i 5 milioni di ucraini. Questo per dire che l'ideologia comunista è la più assassina e genocida della storia, ne ha ammazzati 10 volte più del nazismo e del fascismo messi insieme. Quindi parliamo un attimo della Cina, vogliamo parlare un attimo delle nostre belle comunità cinesi impenetrabili, misteriosi, che si scannano tra di loro per strada come hanno fatto a Prato, come hanno fatto l'altro ieri a Roma, di cui nessuno sa niente, e dei posti di polizia comunista che controllano le comunità locali, va bene, gli affari sporchi della mafia cinese,
e di cui non si viene a capo? Vogliamo parlare della loro barbara usanza? Va bene, loro dicono 5.000 anni di storia, ci hanno dato la carta e la polvere a sparo. Io della carta ci faccio un uso, della polvere a sparo ci si ammazza le persone, quindi non pensano che siano stati due grandi progressi nella storia dell'umanità. Sono l'unico paese al mondo che sono fomento di epidemie al mondo, perché ancora hanno animali vivi. E lei, Pellegrini, che è un amante dei gatti e dei cani e di tutti quegli animali, la prima volta vedevo un programma su Rai 3, quindi insospettabile, di come vengono scannati i cani e i gatti. Va bene, vostro senza mangiarveli, ma almeno non fateli con quella ferocia e con quella sofferenza. Li fanno soffrire ancora di più, ammazzandoli piano piano per fare le carni più tenere. E le epidemie di tutto il mondo vengono lì perché in Cina hanno ancora i mercati con animali vivi, vivono a contatto con gli animali, lì nascono tutte le epidemie del mondo. Nei secoli passati tutte le epidemie venivano dalla Cina. La grande peste nera del 1348 che fece 2/3 di morti in Europa, ce la portarono i mongoli dalla Cina. Quando c'erano le influenze negli anni 60 e 70 si diceva l'asiatica, quella da Hong Kong, dalla Cina. Quindi quel paese è un paese maledetto, va bene, che è stato all'origine di tutti i mali dell'umanità. E oggi dovremmo noi finire, secondo i signori del PD, sotto una feroce dittatura comunista cinese a fare i loro servi? I laogai, milioni di persone, gli uiguri, 1 milione sterminati, 1,5 milioni di tibetani sterminati, 6.000 monaci buddisti uccisi. Ma che cavolo stanno parlando? Siamo davanti a un mostro di tendenze nazi-comuniste perché hanno unito il nazionalismo al comunismo. E loro sono anche dei razzisti, perché loro si credevano nei secoli passati il paese di mezzo, alzarono la grande muraglia contro i barbari stranieri, contro i mongoli allora, va bene, perché loro era il centro della civiltà e il resto era barbarie. E Va soprattutto bene. l'impenetrabilità di questa comunità misteriosa di cui, scusi Pellegrini, va bene, nessuno sa un cazzo. Grazie. Va bene, allora salutiamo l'ascoltatore, lui ha esposto la sua posizione. A me non interessa fare le gare di civiltà perché ne potremmo raccontare, no? Civiltà occidentale, visto che parliamo di Hitler, di questo libro su Hitler, ha creato, inventato i campi di concentramento. La civiltà occidentale è quella che ha distrutto i nativi americani. La civiltà occidentale è quella che ha creato lo schiavismo. Quindi io non farei mai gare, io non farei la gara a quale civiltà è migliore, quale è peggiore, perché prima non ne può portare di meno, e poi perché ognuno può portare contributi in un senso o nell'altro. Comunque il contributo del nostro ascoltatore credo sia utile anche per smascherare una certa ipocrisia, per cui, ripeto, le autocrazie sono tutte uguali, alcune sono più uguali delle altre, e questo è davvero un'immagine incoerente e anche pericolosa, perché prima di infilarsi alle fauci il dragone, ci penserei 2 volte. Allora, sono in tempo per porgervi i convenevoli formulaici. Siete in simultanea con Radio Libertà, questo è Che giorno è? 12:58 in simultanea, con Francesco il Grande sulla tolla di comando in regia tecnica, assalito da crisi di cos'hai? Il polline e allergia, crisi allergeniche, polline, e allora dobbiamo avere pazienza fino a giugno. E lo sviluppo delle allergie anche. Andiamo stop. Allora,
18,1 gradi centigradi sopra lo zero esterni, 80% l'umidità, la pressione è 1009,7 millibar. La temperatura interna, ci dice la commissione apposita, è 24,7. L'abbraccio forte 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 signora Carmela, Adriana Angela e Clotilde, che ci ascoltano dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi sembra una Radio Libertà, campa oltre cent'anni. Meditate gente, meditate. I supporti per seguirci sono sempre i medesimi, fortissimi: la Radio DAB, il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso la nostra programmazione, dove ogni notte che il cielo manda in terra troverete le sinossi delle interviste che vi ho già anticipato, e poi Alexa accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, e poi ancora l'applicazione iOS e Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siete sulla costa terrestre con i vostri cellulari, Twitch, il social di ultima generazione, e anche un po' di YouTube. Pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni, e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos, e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Eccoci, vado Sveva, mamma mia, è un vai imperioso e imperativo. Eccoci, c'è stato l'avvicendamento, e grazie Sveva, sulla tolla di comando in regia tecnica. Stavo guardando Dago Spia, perché c'è un film questa sera che secondo me merita assoluta.
credo abbia vinto anche un Oscar, no, non vorrei sbagliare. Scappa, Get Out, è un film meraviglioso. Ecco, è un film anche non è fantapolitico, quindi non è proprio di denuncia. Comunque mette alla berlina il razzismo, quello dei bianchi nei confronti dei neri, in una maniera, secondo me, di grandissimo livello, anche di intrattenimento, perché è un film anche mozzafiato, è un film che ti tiene sempre sull'attenti, perché è pieno di sorprese. E non so dove lo facciano, dunque. Allora, va in onda questo film horror politico di Jordan Peele con Daniel Kaluuya, Alison Williams, va in onda questa sera su Italia 1 alle 0:30, mezzanotte e mezza, e questo è un sign of the times. Questi film una volta andavano in prima serata con tanto di presentazione eccetera, ma purtroppo vedo che si preferiscono questi reality, questi come dire, spettacoli di bassa umanità, secondo me. Allora, questi sono i genetriaci del 27° giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un mercoledì miarqui 16 aprile, anno domini 2025 o 2025, che dir si voglia. Allora, questa è la giornata mondiale contro la schiavitù infantile, che a me non piace, cioè io la odio, no, sì, la schiavitù infantile ci mancherebbe, no, io odio la mia voce, io la detesto, infatti non amo riascoltarmi, mi imbarazza, però questa roba qua che sentite che mi dà da mangiare, quindi oggi è la giornata mondiale della voce. Oggi è la giornata mondiale della voce. Eccoci qua. Quindi grazie voce, ti ringrazio. È la tua giornata. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno signor Pellegrin. Buongiorno. Allora, prima cosa, complimenti al sindaco di Monfalcone per la sua vittoria, è leghista come noi. Seconda cosa, volevo dire qualcosa dell'Italia come vista a Bruxelles, dopo l'avanzata di Trump con le sue idee. Allora, signor Pellegrini, Italia e Germania mi sembrano che sono uscite sconfitte dalla Seconda Guerra Mondiale. Hanno sul loro territorio soldati e basi e armamenti americani, quindi hanno accettato, secondo me, naturalmente, una sovranità limitata. Con il terremoto di Trump la Germania ha cambiato totalmente fronte e Merz intende rivedere la posizione di Berlino nei confronti degli USA. La scelta tedesca, signor Pellegrini, ha sorpreso non poco l'establishment italiana, che finora non è stato in grado di assumere la stessa posizione. Allora, se da sempre i due paesi sono stati vicini sul piano politico, adesso l'Italia si trova piuttosto sola, secondo me. Al di là del rapporto personale e della politica con Trump, nel governo italiano si nota parecchio imbarazzo. Deve gestire il cambio della guardia in Germania e decidere da che parte stare. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie all'ascoltatrice, direi che è un tutto qua piuttosto ingombrante, perché io sto usando un tono leggero e non va bene, perché poi per carità non facciamo le cose tragiche, si vive giorno per giorno e le cose che cambiano in una maniera tale per cui ci facciamo l'abitudine, ma è un Occidente e poi chiaramente chi come me, insomma, non è di primo pelo, è un Occidente che non si è mai presentato, come dice l'ascoltatrice, come dice la signora Lisetta, è un Occidente che non si è mai presentato in questa maniera, se non perlomeno del secondo dopoguerra a oggi, cioè negli ultimi 80 anni. E questo è anche un tema che affronteremo con Corrado Cone per parlare appunto della Cina. E grazie allora a questo intervento io inizio i miei genetriaci, avevo già iniziato, ma è il genetriaco di Gengis
Khan, condottiero mongolo. Per alcuni ci sono alcuni storici che ritengono Gengis Khan insieme a Giulio Cesare, no? Li ritengono i due più grandi condottieri. Poi, c'è a dire la verità, c'è anche Alessandro Magno, Carlo Magno, eccetera, però è considerato uno dei massimi protagonisti. E quello che ha fatto in effetti non è da poco. L'azione nata dalla rabbia è destinata a fallire, e già qua ti fa capire che Gengis Khan non era uno qualunque. Poi abbiamo Anatole France, scrittore, che ha detto: se la bellezza è un'ombra, il desiderio è un lampo. Bella questa mi piace. 5 nomination, un Oscar, e sono Anatole France, che si chiamava Anatole Thibault, francese, ovvio. E Charlie Chaplin, Charlot. Cosa mi dice che Sveva ama molto Charlot? Sveva, attenta, Charlie Chaplin, ti piace? Ah, ero sicuro. Uno mi dice chi non piace Charlot, però appartenendo a un passato, allora, scusa, questi inserti non vorrei, perché i tecnici sono impegnati, devono seguire questo, quello, la messa in onda, eccetera. Poi arriva Cicce Barbuc, che sono io qua, e il mio avatar, mentre stanno sistemando le cose, io mi è venuto spontaneo perché, per esempio, a Rosalia piace tantissimo Charlie Chaplin, no? Il tipo di persona, mi sembra Sveva il tipo di persona che ama molto la poetica, proprio perché qui si parla di poetica. Ci sono certe cose di Charlie Chaplin che commuovono anche me. Il tempo è un grande autore, trova sempre il finale giusto, ha detto Charlie Chaplin. Poi abbiamo Tristan Tzara, poeta rumeno. La logica è una complicazione, la logica è sempre falsa. Arpad Weiss, che è stato, lui è ungherese, magiaro, calciatore e allenatore di calcio. Lui ha vinto 3 scudetti. Questa è una storia orrenda, e proprio dopo parliamo, no, di Hitler. Allora, lui è stato un grandissimo allenatore di calcio e ha vinto 3 scudetti, uno con l'Inter e 2 con il Bologna negli anni 30. Credo abbia non so se ha inventato il metodo, comunque è stato uno dei più grandi allenatori dell'epoca, allenato in Italia ma anche in Europa. Però dopo in Italia sarà dovuto scappare per le leggi razziali, è scappato in Olanda, ma in Olanda è scappato, si è rifugiato, che è scappato, brutto, proprio dovuto, ma anche là non è riuscito a salvarsi ed è morto lui, non so se anche i 2 figli, in un campo di concentramento, credo ad Auschwitz. E questo bisogna tenerne conto, fa parte della nostra civiltà, cosiddetta civiltà, i campi di concentramento. È stata una cosa bella, mi sembra sia stata all'Inter proprio a rievocarlo, a ricordarne. Dopo tanti anni era praticamente dimenticato. È una figura tragica, enorme, perché poi se vai a leggere, a parte che io sono appassionato di calcio, sono appassionato dell'Inter, ma è una storia umana, ma anche la sua bravura tecnica, tattica di allenatore. È bello vederla ricostruire, eccetera. Si entra in un calcio di un secolo fa, però è un calcio già evoluto, sembra che sia stato tutto inventato oggi. E poi questa fine tremenda, tragica, terribile. Poi abbiamo un grande attore, 4 nomination, 2 Oscar, Peter Ustinov. Le convinzioni uniscono, le convinzioni dividono, i dubbi uniscono. Poi l'avete sentito? È andata in onda, è epica, meravigliosa, fantastica, stupenda, La Pantera Rosa, perché oggi è il genetriaco di Henry Mancini, colui che ha proprio scritto questa musica immortale.
resa celeberrima dal film di Peter Sellers, con Peter Sellers, e poi dei cartoni animati di questa creatura meravigliosa che è la Pantera Rosa, The Pink Panther. La vita tante volte ci sorprende e non sempre le novità hanno i colori dell'arcobaleno, ha detto Henry Mancini, che pensate ha ricevuto 18 nomination agli Oscar e ne ha 24. Poi Papa Benedetto XVI, Papa Ratzinger, il pastore tedesco, come intitolò il manifesto in un discusso titolo all'indomani della sua nomina, e ha detto, c'è un aforisma di Papa Benedetto XVI: la legge di Cristo è la libertà. Poi abbiamo un disegnatore della Bonelli, scomparso da qualche anno, ha disegnato diversi numeri di Dylan Dog, sto parlando di Gianluigi Coppola. E poi ha detto: spero di non dover mai allenare uno come me. Era molto in auge una trentina d'anni fa, poi è uscito dai radar Corrado Orrico, allenatore di calcio. Ipotesi su Gesù è il libro che ha reso celebre e conosciuto Vittorio Messori, che quando eravamo a Radio Padania mi capitava di intervistare spesso. Il cuore della Chiesa non è dove si organizza e riforma, è dove si prega. Aborro, 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 diceva e dice tuttora Giampiero Mughini, che invece non sono mai riuscito a intervistare. Questo mi dispiace. Poi l'ho intervistato, pensate un po', eravamo già a Radio Libertà, però non eravamo più Radio Padania. Un personaggio, per me è un genio, io lo ammiro moltissimo, però le sue posizioni politiche sono antitetiche alle mie. Salomone Ovadia, Moni Ovadia, autore, attore, insomma, davvero un esponente di alto valore artistico. Lui è molto, molto, a dir poco, molto di sinistra, però mi ricordo quell'intervista è stata molto piacevole, perché chiaramente non abbiamo parlato di politica. Qualcuno ha detto la politica divide. Sapete chi l'ha detto? Uno che è nato, pensate un po', il mio stesso giorno, solo un secolo prima, ed era francese, come un po' lo sono anch'io. Si chiamava Maurice Joly e scrisse Diario agli inferi tra Montesquieu e Machiavelli, e spiega in modo articolato, filosofico, scientifico, perché la politica è un espediente del potere per dividere le persone, e quindi nel momento in cui le dividi, in cui le metti le une contro le altre, le puoi manipolare a tuo piacimento. D'altronde l'hanno inventato loro, li hanno inventati gli antenati di Sveva, di Vidi e Timper, che quindi... Però in questo testo misconosciuto c'è un'analisi molto articolata, molto, molto approfondita, che vale la pena, se vi capitasse mai di trovare questo libro. Io non vi ho detto niente, vi direi leggetelo, ma non vi ho detto niente. E allora è una frase che è una frase mia, questa me l'ha rubata, mi ha letto nel pensiero: Dio c'è e ci odia. È una frase di Frick Anthony, Roberto Anthony degli Schiantos, troppo prematuramente scomparso. Non è scomparso giovanissimo, è scomparso che aveva 60 anni, ma un genio come lui, secondo me, è scomparso 11 anni fa. In questi 11 anni ci avrebbe regalato ancora delle perle. Io ne ho scoperto una tremenda, terrificante e pericolosa. Non so se la vogliamo mettere, Sveva, è pericolosa. L'ultima che ti ho messo di Frank Anthony. L'ho scoperta pochi mesi fa. E lui è morto da 11 anni. Non so se metterla prima di... Faccio scegliere a Sveva. Poi c'è un'attrice, io uso il termine
disturbante. Io mi ricordo, l'ho vista per la prima volta, l'ho ammirata in Seduzione pericolosa. Sto parlando di Ellen Barkin, quell'attrice bionda con la bocca un po' storta che ti guarda, quando ti guarda ti senti una preda, ti senti, è una bravissima attrice che forse non è riuscita ad arrivare a livelli che pensavo io, perché la consideravo veramente il massimo quando ho visto Seduzione pericolosa con Al Pacino, film che riportò un po' Al Pacino in auge dopo un periodo di grigio, e lì ha cominciato quasi una sua seconda carriera. E allora, La notte del giudizio. E non a caso l'ultimo genetriaco del 16 aprile, l'ultimo odierno genetriaco, riguarda un allenatore che è stato seduto sulle panchine del Valencia, del Liverpool, del Real Madrid, del Chelsea, del Napoli e dell'Inter, Rafa Benitez. Ha vinto una Champions con il Liverpool, una Champions che i milanisti si ricordano molto molto bene. Credo abbia vinto ha vinto due UEFA League, una col Valencia e una con il Chelsea. Ha vinto due Liga con il Valencia, quindi non con Real Barcellona. E tutto questo per dirvi che sono in trepida e vigile attesa. Io sono nervoso, sono nervosissimo. È da ieri che ho cominciato a sentire Inter Bayern. 4 precedenti, 4 sconfitte. Io non sono tranquillo. Io sono è meglio che è meglio il lavoro, è molto meglio il lavoro. Allora, facciamo un po', proviamoci, mandiamo questo brano di Freak Anthony, secondo me è molto divertente. Non fate finta di non aver capito, perché c'è una consonante chiara e precisa e una dentale, quindi e si gioca molto su questa consonante, forse creando anche un po' di scandalo, non lo so. No, stiamo a vedere. E non sta a fare il romano Cicce Barbò, dai, che son un pantalone del Triveneto e basta, silenzio.
Allora, il grandissimo, gigantesco, immenso Freak Anthony con, dicevo Sveva, quando, lo dico, per fortuna non sono invidioso, quindi lo dico con una ammirazione sconfinata, quando si ha l'intelligenza di uno come Roberto Antoni, Freak Anthony, si può arrivare alla più spasmodica delle provocazioni, senza che qualcuno possa sentirsi offeso, perché è talmente intelligente, che o non viene capito, è troppo intelligente, non lo capisci, non capisci la provocazione, oppure sei sufficientemente intelligente per capire la provocazione e quindi non puoi che dirgli bravo e grazie, perché insegna a vedere le cose da punti di vista che non avevamo preso in considerazione, quindi a vederle molto meglio di quanto non sia solitamente. 29,7, che cos'è? È il punteggio, secondo il sondaggio Tecne, di Fratelli d'Italia, la quota, il borsino dei partiti. Poi abbiamo il PD a 22,1, abbiamo il Movimento 5 Stelle a 11,6, tallonato da Forza Italia a 11,5, poi abbiamo la Lega all'8,4, Verdi e Sinistra al 5,8, Azione Calenda 3, Italia Viva Renzi 2,2. Togliamo la condivisione e andiamo con il secondo e ultimo sondaggetto della giornata. Naturalmente in questi spazi, direi in tutto l'intero che giorno è, potete intervenire, telefonare quando lo volete voi, tema libero anche. Questo è l'ultimo sondaggio del giorno, è il sondaggio SVG, committente la 7. E andiamo a vedere. Fratelli d'Italia qui a 30, il PD a 22, i 5 Stelle 12,5, Forza Italia invece all'8,8, Lega 8,7, Verdi e Sinistra 6,4, Azione Calenda 3,6, Italia Viva 2,7, poi c'è anche Più Europa 1,9 e c'è anche Sud chiama Nord all'1%. Il terzo mandato, un campione di 800 casi. Allora, dovrebbe essere consentito il terzo mandato. Dunque, no, la maggioranza dice di no, il 46% dice no, il 27% dice sì e il 27% non sa. Se andiamo a vedere gli elettori, allora qui vediamo che c'è un rovesciamento, perché gli elettori della maggioranza, quelli che governano regioni come la Liguria, come la Lombardia, come il Piemonte, come il Veneto, come il Lazio, dicono sì al terzo mandato, 43%, il 34% comunque dice no, il 23% non sa. Gli elettori dell'opposizione invece, quindi i 5 Stelle, eccetera, che hanno la campagna, ma sapete che De Luca e 5 Stelle non si possono vedere. Il 25 è d'accordo sul terzo mandato, addirittura il 62 non è d'accordo, non vuole il terzo mandato, il 13 non sa. E poi abbiamo il Ministero dell'Interno Salvini, il Ministero Salvini insomma dovrebbe prendere il posto di Piantedosi come Ministro dell'Interno. Allora il 51% dice allora Piantedosi dovrebbe rimanere Ministro dell'Interno, Salvini dovrebbe prendere il posto di Piantedosi come Ministro dell'Interno, non saprei. Allora il 51 pensa che Piantedosi debba restare al suo posto, il 15 pensa che Salvini debba restare al suo posto, il 34 pensa che non sa, il 34 non sa. I partiti del centrodestra, 55 Piantedosi deve restare lì, 24 Salvini deve restare lì, il 21
No, scusate, il 24 Salvini deve andare a fare il ministro degli interni, così come il 15% del totale vuole che Salvini vada a fare il ministro degli interni. Il 21 non sa. Gli elettori della Lega, ovviamente il 65% vorrebbe Salvini ministro dell'interno, 9 non sa, il 26 invece al 26% va bene Piantedosi dove si trova. 13:30, noi ci troviamo su Radio Libertà e tra poco iniziamo con Oltre la pagina. Sigla, pausa, quello che volete. Alla parola Sveva. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci sempre con Radio Libertà, che adesso è diventata Oltre la pagina. Siamo sempre Radio Libertà, ma che giorno è? E ha lasciato il testimone a Oltre la pagina. E abbiamo, tra poco dovremmo avere in linea il primo ospite per parlare della Cina. Vi dicevo prima questa tendenza dell'Occidente, non di Trump, a dire la verità, questa tendenza dell'Europa a strizzare l'occhiolino a un'autocrazia che non solo dal punto di vista etico dovrebbe invece consigliarci a ben opposti consigli, ma anche dal punto di vista del potere, cioè le due cose vanno insieme, chiaro, sto dicendo delle banalità, chiedo scusa.
è un'autocrazia, è molto potente e 2 volte pericolosa. Già il potere è sempre pericoloso. Se nelle mani di chi si comporta come si comporta il regime cinese, insomma, parliamone. E noi lo facciamo proprio con Corrado Ocone, che è via Skype e che ha scritto un bell'articolo, consiglio di leggerlo, di recuperarlo se non l'avete letto, l'altro giorno su Libero. Allora, intanto bentornato a Corrado Ocone, bentornato ai nostri microfoni, dottor Ocone. Sì, buongiorno. Allora, parliamo del sistema cinese, parliamo del rapporto, è un po', lei lo spiega bene, perché secondo me fa un'analisi che non è di parte, come sua caratteristica, ricostruisce e complimenti anche per esservi riuscito in un articolo, quindi con uno spazio relativamente contenuto, è riuscito a far capire perché il sistema occidentale, che si fonda su certi determinati principi liberali, non può, come dire, può dialogare, ci mancherebbe, ma è un'altra cosa. Cioè lei ha detto bene, no? Il liberalismo non si esporta. Con l'entrata nel WTO nel 2001 si è cercato di esportare il liberalismo in Cina, ma lei spiega in questo articolo per quale motivo non poteva attecchire. Ci sono tradizioni millenarie, ci sono civiltà millenarie differenti e che rendono tutto ciò incompatibile. E allora partiamo da qui, dottor Ocone, poi io aggiungo anche alcune altre considerazioni, vale a dire le situazioni che dovrebbero comportare degli atteggiamenti diversi, se non ai politici che hanno l'obbligo di essere cinici, ai cittadini, agli attivisti, ai cosiddetti attivisti. Ci sono le Eugai in Cina, sono dei campi di concentramento dove con la scusa della povertà, dei debiti, si mettono anche i dissidenti e non di rado muoiono. Ci sono gli Uiguri, sono la minoranza musulmana perseguitata. Anche loro sono musulmani come i palestinesi, ma per i palestinesi si va in piazza, per gli Uiguri no. E anche questo è un altro aspetto contraddittorio, in questo caso della nostra società. Allora, ma partiamo dunque storicamente, perché è incompatibile il pensiero liberale occidentale con la tradizione cinese, che invece poteva essere compatibile col pensiero comunista. A lei la parola, prego. Sì, allora lei ha sicuramente messo in luce il senso del mio articolo, che sostanzialmente voleva mettere, voleva anche criticare un certo modo di concepire il liberalismo, che io definisco determinismo, il determinismo liberale. Cioè esiste un liberalismo dogmatico che, appunto, proprio perché è un dogma, non è del tutto diverso nella forma, almeno, dagli altri dogmi politici. E appunto io con questa teologia liberale, con questo dogmatismo liberale, volevo appunto fare i conti. C'è un giurista tedesco che si chiama Bögenfeld, che ha detto una volta una cosa che insomma ha avuto una certa notorietà nell'ambito degli studi. Ha fatto un'osservazione molto pertinente. Ha detto che la civiltà liberale è una civiltà che fonda su dei presupposti che non può giustificare a partendo dallo stesso liberalismo. Cioè, che significa tutto questo? Significa che il liberalismo è sicuramente una concezione universalistica, una concezione che ha di mira l'uomo, eccetera, eccetera, però fa anche a parte è qualcosa che comunque si fonda su dei presupposti, appunto una certa idea dell'uomo, una certa idea della società, e questa idea dell'uomo, questa idea della società si è sviluppata in Occidente attraverso un lungo processo storico, a partire dall'antichità classica, e poi con l'influsso determinante del cristianesimo, che ha portato il concetto di persona e quindi di un rapporto personale di ognuno con il Dio,
E quindi poi il liberalismo politico è sorto in età moderna appunto perché c'era questo terreno di presupposti, di concezioni antropologiche, cosmologiche, sedimentatesi nei secoli, che hanno reso appunto possibile questo sorgere. Quindi il liberalismo è qualcosa che sorge nella storia e che nella storia va compreso. Per quanto abbia una tensione universale, per quanto si fondi su dei diritti che a noi sembrano universali, comunque esso non può essere imposto dall'esterno ad un tessuto storico che ha dei presupposti che si oppongono appunto alla sua affermazione. Allora, noi da questo punto di vista, la Cina è una civiltà plurimillenaria. La cosa che più impressione, se si ha a che fare con i cinesi, è che i cinesi non si considerano affatto inferiori agli europei, ma questo non da oggi, cioè considerano gli europei occidentali come qualcosa di derivato, di più recente. Loro si considerano la vera civiltà, una civiltà antica. E da un certo punto di vista hanno anche ragione, perché in effetti la civiltà cinese si è sviluppata ancora prima di quella occidentale ed ha avuto una vita autonoma che si è dispiegata attraverso i secoli. Questa vita autonoma della civiltà cinese è stata molto autoreferenziale, perché mentre la civiltà occidentale ha teso sempre a varcare i propri confini, anche a volte con una certa aggressività, quindi ha cercato sempre di andare oltre le frontiere date, la civiltà cinese è stata sempre abbastanza autoreferenziale, chiusa in se stessa, e il che non significa che sia stata una civiltà aggressiva, per certi aspetti è una civiltà meno aggressiva della nostra, però in qualche modo è una civiltà impermeabile agli influssi della nostra civiltà, proprio perché il sostrato storico che la regge è un sostrato molto antico e anche un sostrato che non ha questa idea della evoluzione veloce come ce l'abbiamo noi. Questo, per esempio, Hegel, nelle sue lezioni di filosofia della storia, aveva coniato la categoria del dispotismo orientale, diceva appunto, parlava di queste società che erano statiche, che si muovevano con molta più lentezza rispetto all'Occidente da un punto di vista culturale, sia ben inteso. Allora questo è un primo punto. Un secondo punto è che noi dobbiamo anche tenere presente la storia. Il cristianesimo è stato in qualche modo, con la sua idea di evangelizzazione, l'avamposto dell'estendersi della civiltà occidentale in tutto il mondo. I missionari sono andati dappertutto, in America Latina, nell'altra America, in Africa, in Asia, e sono andati anche in Cina, però in Cina non hanno sortito il loro effetto, cioè la Cina è rimasta impermeabile all'influsso dei missionari cristiani, a volte sono anche stati bene accolti, eccetera, però non si è mai impiantato un cristianesimo forte e autoctono in Cina. Quindi già questo elemento ci fa capire come sia una civiltà impermeabile culturalmente dagli influssi esterni, proprio perché ha una consapevolezza forte, una fierezza di sé. Poi la civiltà cinese si basa sostanzialmente su un'idea della società come armonia. Confucio è stato il profeta, diciamo, maggiore di questo modo di concepire la società. E anche il concetto di individuo non è visto come lo si vede qui da noi in Occidente, perché l'individuo è diciamo, un elemento di un ingranaggio più compresso, che è appunto una società
la società nel suo insieme è una società che deve essere armonica. Cioè, cioè se uno parla di diritti umani, eccetera, da un cinese, molto spesso viene frainteso, perché proprio l'idea dell'individuo autonomo con una sua consapevolezza non c'è in questa loro cultura, quindi mancano i presupposti fondamentali per l'affermarsi di una visione liberale, mentre paradossalmente una visione organica, qual è quella del comunismo, può più facilmente integrarsi con questo orizzonte mentale e culturale, come è storicamente avvenuto, soprattutto con la grande rivoluzione, il balzo in avanti di Mao Zedong. Però Mao Zedong aveva tutto sommato ancora una concezione pauperistica, una concezione quindi da società contadina, eccetera. Mentre Deng Xiaoping capì che in qualche modo anche in Cina poteva svilupparsi, la Cina poteva ritornare alla sua vecchia gloria, essere una grande potenza, sviluppando un grande apparato industriale, però con l'azione dello Stato sostanzialmente. E quindi diciamo, la grande svolta la Cina l'ha avuta con Deng Xiaoping più che con Mao, perché Deng Xiaoping ha capito che l'elemento economico poteva anche svilupparsi non attraverso la libera individualità come in Occidente, ma attraverso un forte ruolo dello Stato, proprio perché l'individuo cinese crede nello Stato, crede cioè in un'entità superiore che è la società nel suo complesso. E questa idea di Deng Xiaoping ha corrisposto insomma, a un'idea che si è fatta larga in Occidente, che è quella appunto del liberalismo che trionfa in maniera quasi automatica. Perché qual è il ragionamento che hanno fatto le elite occidentali? Io parlo di liberalismo, ma sarebbe più opportuno parlare di liberal democrazia, insomma i nostri sistemi politici ed economici, cioè l'idea che il primo ad aprire alla Cina, che negli anni 60 era un paese isolatissimo, poverissimo, il primo ad aprire è stato Nixon. Nixon lo ha fatto per due motivi. Uno, per sganciare la Cina dalla Russia, dall'Unione Sovietica, che era allora il competitor dell'America, un po' quello che sta cercando di fare adesso con insomma, con protagonisti, con ruoli che si sono invertiti, è quello che sta cercando di fare adesso Trump, che cerca di sganciare la Russia dalla Cina. Allora si trattava di sganciare la Cina dalla Russia, e quindi Nixon e soprattutto Kissinger, che era il segretario di Stato, aprirono a Pechino proprio per questo motivo geopolitico. Ma poi soprattutto c'era l'idea che appunto in una società bastava che una società che si arricchisse, che si creasse, diciamo, un ceto industriale, una classe media, eccetera, e poi tutto il resto sarebbe venuto da solo automaticamente. E in effetti qualcosa del genere era successo in Europa con il piano Marshall, per esempio, subito dopo la guerra, quando anche per esempio in Europa c'erano delle zone molto arretrate, compresa l'Italia, insomma, che non avevano mai conosciuto dei regimi liberal-democratici nel senso forte del termine, e ovviamente con il benessere economico è cresciuta anche in Italia la democrazia, si sono fortificate le istituzioni democratiche. Ma appunto in Italia c'era un retroterra diverso da quello che c'era in Cina. Qualcosa del genere è successo anche in Russia, perché non è del tutto sbagliato dire che a far morire il comunismo siano state non solo l'opera di deterrenza delle armi americane, ma anche il fatto che questo sistema era fallito perché aveva creato povertà, perché i supermercati erano vuoti come servizi. Ma appunto
questo che era successo però l'Unione Sovietica è molto particolare perché nella odierna Federazione Russia, in Russia sostanzialmente, hanno sempre convissuto due anime, cioè un'anima orientale, diciamo così, e un'anima europea. L'anima europea è comunque quella che poi è propria dell'elite, e soprattutto della parte più occidentale dell'immenso continente russo. E quindi, mentre in Cina appunto tutto questo non è avvenuto, anzi in qualche modo il regime comunista con Xi Jinping si è ancora più chiuso in se stesso ed è sicuramente un regime fortemente autoritario, per non dire totalitario. Fra l'altro, ecco, dottor Occone, mi permetta, la interrompo. Una domanda, un interrogativo. 36 anni fa c'è un'immagine che diventa iconica del XX secolo, lo studente cinese in piazza Tiananmen davanti ai carri armati. Io me lo ricordo bene quel periodo. In quel periodo la Cina è percepita, forse non si usava il termine autocrazia, ma come comunque un qualcosa di lontano dalla democrazia occidentale, e tutti stavano dalla parte di quello studente contro il regime. C'era ancora Deng Xiaoping e adesso è stato tutto rimosso. Cosa è successo all'Occidente? no, ma le spiego, cioè se uno va in Cina rimane veramente impressionato perché prima di tutto dalla grandissima evoluzione economica, tecnologica, per certi aspetti, almeno per come è entrata nella vita quotidiana, superiore a quella dell'Occidente stesso. Rimane anche impressionato, come posso dire, da una facilità di rapporti, insomma, che non è quella che noi vediamo classicamente, che pensiamo ci sia nelle classiche dittature. Però appunto diciamo che quello cinese è un totalitarismo soft, cioè un totalitarismo che agisce sulle coscienze, cioè il cinese non ha diciamo quella idea della libertà di espressione, della libertà di parole. D'altronde qualsiasi espressione o parole che sia in contrasto con la rigida struttura gerarchica del Partito Comunista viene subito messa a tacere. Non solo, ma il potere non è condennibile in Cina, anzi Xi Jinping si è addirittura proclamato presidente a vita. E quindi però tutto questo, come posso dire, viene vissuto con abbastanza naturalezza perché dal cittadino cinese e diciamo lo Stato, cioè il partito, perché lo Stato è stato conquistato in Cina dal partito, il partito Stato è una struttura nello stesso tempo politica, economica e fondata su un grosso sistema di controllo e sorveglianza. Cioè in Cina, diciamo, tutta la potenza tecnologica è al servizio in qualche modo di una estrema, come posso dire, tracciabilità di tutti i comportamenti. I comportamenti virtuosi sono addirittura premiati socialmente, sono premiati dal partito, il quale appunto ha una scala gerarchica molto rigida, cioè se succede qualcosa in qualche posto della Cina, ad essere colpito è il responsabile locale del partito, il quale a sua volta deve, che ne è responsabile, il quale a sua volta deve rispondere a un responsabile, diciamo così, provinciale, fino ad arrivare nella scala del potere al vertice supremo del partito comunista. Quindi diciamo, sicuramente non è una democrazia occidentale la Cina, e qui la Cina ha dimostrato due cose, secondo me. Da una parte, come la modernizzazione economica non porti di per sé la modernizzazione politica, diciamo così.
e due, ha dimostrato come in qualche modo una struttura sociale fondata su una ideologia confuciana, sul confucianesimo, quindi sull'idea dell'armonia del tutto, della inessenzialità delle parti e quindi anche dell'individuo, possa ben sposarsi con diciamo, l'avanzamento sociale, politico di un popolo, di una nazione. E quindi ovviamente poi in tutto questo l'Occidente ci ha messo del suo, uno perché appunto prima di tutto insomma nel momento in cui la Cina è entrata nel WTO, nell'Organizzazione del Commercio Mondiale, ha goduto di alcuni benefici di cui gode ancora oggi, benefici che in un'ottica astratta avevano forse un senso nel primo periodo perché si trattava di superare degli svantaggi, ma che oggi non hanno nessuna logica. E poi la Cina, quello della Cina è un potere anche soft, cioè la Cina riesce ad ammaliare il suo interlocutore, non è aggressiva la Cina, quindi insomma con gli affari, con l'idea, con l'idea appunto, però è un potere che ti avvolge poco alla volta e soprattutto in qualche modo tende a cambiare la tua mentalità. Però, dottor Occone, è vero, non è aggressiva nella forma, come Xi Jinping non si comporta come Donald Trump, ma nella sostanza abbiamo Taiwan, abbiamo gli Uiguri, abbiamo i Laogai, cioè è quasi un serpente che ti soffoca. Assolutamente, ma è vero, ma poi c'è un autore francese, un filosofo francese che tra l'altro è il massimo esperto, diciamo, della Cina, che addirittura riconduce la particolarità cinese. Ecco, l'Occidente non riesce a fare i conti con la particolarità cinese, cioè la Cina non può essere assimilata alla nostra civiltà. Ecco, l'Occidente dovrebbe avere sempre questo, poi ovviamente si può collaborare, però dicevo di questo studioso francese, François Julien si chiama, i suoi libri sono tutti pubblicati in italiano, da Einaudi per lo più. Lui addirittura vede settore per settore la differenza di atteggiamento mentale che hanno i cinesi rispetto agli occidentali, per esempio anche l'idea di efficienza economica, l'idea di negoziazione, sono tutte idee diverse dalla nostra. Lui le riconduce addirittura, non so poi quando può essere, può influire questo fatto. Comunque lui riconduce molte di queste particolarità cinesi al fatto che quella cinese è una lingua non indoeuropea. Questo che significa? Significa che chi fa parte come l'India, come l'Europa, eccetera, del ceppo indoeuropeo, ha una struttura, ovviamente cambiano le lingue, però la struttura mentale è simile, mentre la struttura mentale del cinese, proprio perché la lingua non è indoeuropea, è una lingua basata sui segni prima che sulla corrispondenza fonetica di parole e concetti, diciamo, questo in qualche modo ha fatto sì che proprio la struttura mentale del modo di ragionare, dice Julien, molto spesso, per esempio nel Trattato dell'Efficacia, che è uno di questi libri pubblicato da Einaudi, lui dice molto spesso l'occidentale ha un fine e cerca i mezzi più adatti per raggiungere il fine, cioè mentre se il fine è un cinese, come posso dire, comincia una azione di accerchiamento e qui si richiama un po' pure alla teoria di un generale filosofo qual era Sun Tzu. Sun Tzu diceva non bisogna combattere, bisogna combattere una battaglia solo quando si è certi di averla vinta, cioè quando si sono create le condizioni affinché l'avversario
sia di fatto già, abbia già di fatto perso, perché in qualche modo non ha più la forza per combattere per i propri ideali. Quindi ovviamente sono analisi molto sofisticate, molto filosofiche, però questo, ritornando a noi, cosa ci fa capire? Ci fa capire appunto quello che lei diceva all'inizio, cioè la democrazia e il liberalismo non può essere esportato, perché prima che un insieme di procedure, di politica, eccetera, è una mentalità, e la mentalità insomma si creano attraverso i secoli, attraverso le tradizioni, e quindi sicuramente la nostra tradizione giudaico-cristiana, la nostra tradizione greco-romana ha fatto sì che si creassero poi le condizioni perché si sviluppassero le istituzioni della liberal democrazia. Altrove, questo non significa che altrove non ci possano essere queste istituzioni, però esse devono maturare attraverso una presa di coscienza e consapevolezza che spesse volte è molto lunga, cioè l'idea così che queste istituzioni si affermino da per sé, solo mostrando l'esempio, è campata in aria, cioè non è che... Certo, devo chiudere, dottor Occone, mi dispiace, purtroppo proseguiremo come sempre con lei, grazie alla sua disponibilità e grazie anche agli articoli che leggiamo tutti i giorni su Libero. Grazie ancora e risentirci presto. Grazie, buongiorno. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Gerusalemme, Gerusalemme. La mia casa dovrebbe essere casa di preghiera. Ne avete fatto un covo di briganti. Chi ti ha dato l'autorità di comportarti in questa maniera? Io stesso! C'è un problema. Gesù agisce completamente al di fuori della nostra giurisdizione. Guai a voi, maestri della legge e farisei! Fermati subito! Il mondo sta cambiando e Gesù ci sta mostrando il modo di redimerlo. I farisei hanno deciso di arrestare Gesù di Nazareth. Razza di vipere! Come potete pensare di evitare i castighi dell'inferno? Ah! The Chosen, ultima cena, al cinema. Sara era importante. Troverò e ucciderò chi ha ammazzato mia moglie. Abbiamo trovato qualcosa in cui sei bravo. Non sei un assassino, Charlie. Hai considerato ciò che faccio bene? Operazione Vendetta, al cinema. Officine Ubu presenta il nuovo film di Robert Guédiguian. Mi può firmare qualche assegno in anticipo? Come vuole. Una commedia che vi ruberà il cuore tra i vicoli di Marsiglia. Mia madre fa la badante e ha rubato degli assegni a suo padre. Beh, ora che ha trovato un pollo da spennare. Non avevo l'impressione di derubarli. La Gazza Ladra, dal 17 aprile, al cinema. Questa è Floreana? Cosa si aspettava? Il paradiso? Qui la vita è orribile. È frustrante. Il fallimento è inevitabile. Vi presento l'Hacienda Paradiso. È qui che la costruiremo. No. Il suo morso può ucciderti. Ogni cosa su quest'isola può ucciderti. È il momento di scegliere. Bye bye. Voglio che se ne vada dalla mia isola. Questa non è la sua isola. È la mia isola. Eden di Ron Howard.
Eccoci, allora, ancora Frank Anthony, ancora gli Scantus, 14.07 simultanea con noi, cioè con la Radio Libertà, abbiamo una coppiata vincente, Natalia e Sveva, Sveva e Natalia, sulla torre di comando della regia tecnica. Le ringrazio perché mi hanno anche procurato il materiale per qui Parlamento. Ve lo anticipo, Andrea Barabotti che ci parlerà del decreto bollette che è stato approvato. C'è anche una telefonata, quindi do subito lo spazio. No, non c'è più la telefonata. Ne avevamo parlato ieri l'altro con no, ieri ne abbiamo parlato con Roberto Gusmeroli. Il decreto bollette, si parlava degli aiuti ai fragili. Allora, Manzoni, Pelle, guarda il film I soliti idioti. Ieri era su La 20, peggio dei Fantozzi. Ho capito, qualcuno mi ha detto, sì, mi ha consigliato, intanto ringrazio per il consiglio Manzoni, è che me sono antipatici i due, non li posso vedere, poi magari vediamo. Prima parlavo di Gengis Khan, di Giulio Cesare, di Carlo Magno e dimentichi anche Attila. Possiamo parlarne. Allora, adesso facciamo così. Andiamo, se non ci sono telefonate, fatemi dare degli aggiornamenti, vediamo se ci sono notizie urgenti da dare. La Corte Suprema britannica nega alle persone transgender la definizione di donne. Non hanno diritto a essere riconosciuti come donne dalla legge e a condividere tutele previste per chi sia nato biologicamente di sesso femminile. Accolto il ricorso di un gruppo femminista. Chiaramente da questa parte della barricata noi non possiamo che compiacerci per questa sentenza che, per quanto mi riguarda, andrei oltre LGBTQ eccetera, e si tratta proprio di buonsenso contro il capriccio. Non puoi, il capriccio non esiste, sono regole condivise, nessuno deve essere discriminato, tutti devono partire per quanto è possibile. Poi nella realtà questo non succede, donne, uomini, trans, devono essere trattati tutti della stessa maniera, ma non esiste io sono una donna, io sono un cane, io sono perché dov'è l'inghippo, dov'è il tranello? Ve l'ho detto, no? Andate in banca e dite: io sono miliardario, adesso mi date 2 milioni di euro sull'unghia. Andate. Io sono donna, posso andare nei bagni femminili, io sono donna, posso andare a giocare, a fare le gare negli sport femminili. C'era quel ragazzo, io mi sento lupo e quindi allora io mi sento ricco, io mi sento pieno di soldi, voglio che qualcuno voglio vedere se qualcuno me lo lascia fare. Voglio vedere. Quindi io credo che questa sentenza vada a sanare, al di là delle questioni sui trans, non trans, eccetera, va a sanare delle follie che ci hanno fatto diventare simpatico persino uno come Trump. Pensate un po', perché sono follie assurde, insomma. Ripeto, sono soprattutto malafede, sono furbate, sono furbizie. Io sono ricco, andate al ristorante, Sveva, Natalia, andate al ristorante, noi siamo ricche e quindi non paghiamo. Voglio vedere se me lo fanno fare. Allora, vabbè, dai, un po' di demagogia e populismo a buon mercato da parte del vostro ineffabile Cicce Barbù. Neanche tanto ineffabile. Facciamo così allora, seriamente, il decreto bollette. Sentiamo Andrea Barabotti in qui Parlamento. Ringrazio ancora Sveva e Natalia Sveva. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il decreto bollette in discussione
dell'opposizione.
Qui Parlamento. Siamo sempre in diretta, siamo in simultanea qui con Radio Libertà. Stavo dando qualche aggiornamento sulle informazioni di informazione dell'agenzia, una notizia agghiacciante, ne parlavamo con Sveva, sacerdote domiciliari per violenza sessuale sui minori. Ogni commento su questa terribile notizia, terrificante. Poi abbiamo dazi l'Unione Europea, dall'Unione Europea, prepararsi a un mancato accordo. Meloni von der Leyen chiamata prima del viaggio USA. La Cina, Trump, basta lagnarsi. Poi quanto vengono pagati i soldati russi in Ucraina? Gli stipendi record con cui Mosca comincia ad arruolarsi 100 uomini al giorno. Poi ancora, chi può definirsi donna? La Corte Suprema del Regno Unito vale il sesso alla nascita. La diretta dazi, la California farà causa a Trump, Cina sia trattative se mostra rispetto. A lume di candela, Francesco Totti dice sì a Sognando ballando con le stelle, spin-off eccetera eccetera. Dopo il flop Pino Insegna tornerà con Reazione a catena in prima serata con un suo show. Paolo Bonolis firma il rinnovo, poi ci sarà la stagione del cuore con Mara Venier, insomma tutte cose di estremo interesse, direi. Avere guai con la giustizia è un requisito per fare politico in Sud America. L'ex presidente peruviano Ollanta Humala, in carica dal 2006-2011, sua moglie Nadine Heredia sono stati condannati a 15 anni con l'accusa di riciclaggio di denaro. E allora andiamo adesso a seguire la Lega, la nostra missione quotidiana. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it.
Quante sono le cose che si possono fare su questo sito? Iscriversi alla Lega, per esempio, molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. Quindi il codice fiscale e le altre informazioni richieste vi verrà infine recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io personalmente mi permetto di raccomandare forti, accentuati, approfonditi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Poi andiamo avanti, il momento. C'è anche il calendario delle feste e c'è anche naturalmente la possibilità di firmare a sostegno delle forze dell'ordine e dei contenuti che la Lega ha inserito nel DDL sicurezza. Poi abbiamo il 2 per 1000, quello che a me piace chiamare il momento di autodeterminazione civica. Allora, voi non ci rimettete nulla, non vi costa nulla, sono soldi dello Stato, però noi possiamo indicare allo Stato dove spenderli. Questo è un redazionale della Lega e noi con il cuore acceso indichiamo il 2 per 1000 di 46, di 43, chiedo scusa, di 43, di 43, di 43, mi raccomando, scusate la cifra sbagliata, il 6 era in latino, e il 3 è il numero perfetto invece, il 4 in matematica. Allora, questo a parte gli scherzi è la sigla che potete apporre nel vostro 2 per 1000 nella dichiarazione dei redditi, che vi permetterà di sostenere il movimento di Matteo Salvini. D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 sempre e comunque il numero perfetto. E andiamo alle apparizioni radio-televisive di loro, gli eroi della Lega, i suoi politici. Abbiamo oggi pomeriggio Sky TG24 con l'europarlamentare Paolo Borchia alle 16:30. Sempre oggi pomeriggio, ma alle 21, TG2 Post con il responsabile scuola della Lega, vale a dire Armando Siri, TG2 Post, ovviamente Rai 2. Domani, a ora presta, perché vi parla, alle 9:40 del mattino con Coffee Break. La 7 ci sarà Claudio Borghi, venerdì, dopodomani, post domani, venerdì santo, al pomeriggio alle 17:15, sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, rubrica economia. L'emittente Sky TG24, sabato 19 aprile, 7 giorni Rai, in un'ora veramente notturna, antelucana, per chi vi parla, proprio Alberto Gusmeroli. Lo avete sentito ieri, lo sentirete anche a 7 giorni Rai 1 alle 7 del mattino sabato, e alle 11 invece il Nicola Ottaviani, parlamentare Nicola Ottaviani, agenda Sky TG24 alle 11 del mattino. Per seguire la Lega Sassufi.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie. Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Va ora in onda, terza pagina. Allora, terza pagina, Radio Libertà, oltre la pagina, parliamo di una delle figure più controverse, tremende, una figura che ha segnato il XX secolo in senso negativo, ma parliamo di Adolf Hitler prima di diventare il Führer, nelle pagine scritte da colui che lo conobbe e che ha scritto appunto questo saggio, questa biografia, Il giovane Hitler che ho conosciuto, scritto da August Kubizek e che è stato recentemente ristampato. Ha scritto una recensione molto interessante sulle pagine di Libero la professoressa Silvia Stucchi, che abbiamo al telefono e che ringraziamo per la sua presenza. Bentornata professoressa. Grazie a voi per la fiducia, che oramai è un appuntamento quasi d'abitudine, ogni paio di settimane trovarsi a parlare di qualche libro interessante.
Tanto lei, professoressa, è anche abituata, insomma, a Caligola, cioè lei ha scritto anche dei saggi su personaggi controversi del passato. E volevo partire, mi permetto, le do la parola per parlarci di questo libro, perché lei lo definisce di importanza storica, di elevata anche importanza storica. Una mia osservazione, ho avuto l'impressione, leggendo le sinossi, le recensioni, eccetera, che emerga un personaggio, d'altra parte siamo un secolo fa, non è, ci ho pensato, non credo sia del tutto una sciocchezza. Cioè Adolf Hitler sembra quasi un prodotto del tardo romanticismo ottocentesco, allampanato, un po' visionario, anche con le sue manie. Si può partire da questo? E molto probabilmente sì, il che non esaurisce il mistero e l'orrore su questo personaggio, però forse ci aiuta un pochettino a capire, perché certo si tratta della figura più esecrabile forse del XX secolo, ma bisogna anche capire da dove nasca questa mostruosità. E effettivamente il giovane Hitler, nei ricordi del suo amico non d'infanzia, diciamo dell'adolescenza, è un uomo che sembra veramente avere macinato, e macinato male, mi verrebbe da dire, i cascami del tardo romanticismo tedesco. E lo vediamo anche in fondo da quelle che sono le sue prove pittoriche, perché Hitler era un aspirante artista, un aspirante pittore, poi in realtà i suoi acquerelli, che erano stati, mi sembra, battuti all'asta una ventina d'anni fa, senza grandissime quotazioni, e voglio anche vedere chi se lo vorrebbe portare a casa un acquerello del giovane Hitler. Erano veramente molto molto modesti, quindi Hitler non venne ammesso all'Accademia di Belle Arti, e nel libro Kubizek parla della sua avversione per la scuola strutturata, regolare, ecco. Però è anche vero che quando ci si dice sarebbe stato meglio un pittore piuttosto che appunto il fondatore del partito nazista, il problema è che come pittore era invariabilmente e terribilmente scarso. Qualcuno ha parlato, detto anche che questo fallimento personale potrebbe essere stata la scintilla o in qualche modo l'accelerante che ha portato, che lo ha spinto le ambizioni. Resta comunque il mistero su come questo personaggio sia arrivato all'abisso del male, ma anche del potere. Esatto, ad affascinare un'intera nazione. Diciamo che Kubizek appunto non lo spiega, però è interessante perché nel deserto dei rapporti umani di Hitler, perché è interessante che tutte le donne che ha amato, con cui ha avuto relazioni, a partire dalla nipote a Eva Braun, tutte hanno tentato il suicidio in vari modi e momenti, o ci sono riuscite, quindi insomma è un qualche cosa che dà veramente da riflettere. Eppure in Kubizek, che l'ha conosciuto nel 1904, Hitler aveva poco più di 15 anni, nel maggio del 1904, e noi possiamo dire veramente che ci sono i germi di un senso di rivalsa mostruoso. Quando Kubizek dice che si infervorava contro la scuola, contro, diciamo, il fatto che quelli che lui chiama con disprezzo i dipendenti statali, funzionari statali, maestri, esercitano un potere arbitrario, dice con questi occhi quasi ipnotici, con questa espressione intensissima che colpisce anche la madre dell'autore di questo memoir, e in cui noi vediamo l'anticipo di quella che sarà quell'eloquenza
che eserciterà nei grandi congressi del partito. E ciò tuttavia non basta spiegare come è accaduto quel balzo. Il giovane Kubizek, anche lui viene da una famiglia non ricchissima, quando incontra Hitler lavora nella bottega di tappezziere del papà, però coltiva il sogno di diventare musicista e ci riuscirà. Quindi si incontrano a una rappresentazione teatrale, all'opera, Wagner, quindi cosa di meglio, e molto presto Kubizek si rende conto del deserto di rapporti umani che c'è attorno a Hitler e di quella che oggi chiameremo un'enorme frustrazione. Poi, anni dopo, quando inizia a leggere sui giornali che si fa strada nel mondo politico un oratore trascinante, Adolf Hitler, lui nemmeno pensa che sia il suo antico compagno di serate a teatro, di passeggiate, di lunghe chiacchierate. Non ci pensa. Quando realizza che è lui, che è Hitler, il giovane Hitler, quello che è il giovane Adolf che ha conosciuto, addirittura all'inizio Kubizek fa un po' impressione la sua ingenuità, perché riporta i pensieri di un giovanotto negli anni '20, quindi quando nulla lasciava prevedere che cosa sarebbe accaduto, e dice mi spiace che invece di coltivare le sue doti, le sue ambizioni, più che doti artistiche, Hitler, il mio amico, sia costretto a guadagnarsi da vivere esercitando l'oratoria. Quindi è veramente un mistero terrificante che cosa sia accaduto e come sia avvenuta la metamorfosi. E tuttavia una cosa interessante è proprio l'odio che tratela dalle parole di Hitler, giovanissimo, già per alcune categorie, appunto quelli che svolgono lavori da pane e burro, come il tappezziere, tutta feccia, i giovanotti della buona borghesia sfaticati che hanno già un avvenire tracciato e quindi passano il tempo al caffè centrale, i bighelloni di lusso, gli insegnanti colpevoli di castrare nelle sue idee giovani meritevoli come lui, funzionari statali, e ahimè c'è già l'antisemitismo fortissimo che Kubizek non condivide e che però ci mostra essere già alle origini una caratteristica proprio ben radicata in Hitler. Questo documento, professoressa, questa biografia è molto importante, come dice lei, perché c'è un Hitler inedito. Si può individuare, si può cercare di capire per arrivare al Führer un momento, una linea d'ombra, per dirla con Conrad, una Navasi che porti, perché Adolf Hitler conosciuto... Pronto? No, chiedo scusate, sono raffreddatissima, chiedo venia, non ho proprio dovuto un attimino soffiare il naso, pardon. Mi dispiace approfittare, ma come si dice, noi non abbiamo pietà, andiamo avanti, professoressa. No, però si parlava appunto di questa, se esiste appunto una linea d'ombra, o comunque se Kubizek individui un punto di non ritorno. È molto difficile, perché secondo me il bello e non il brutto, ma la criticità di questo libro è al contempo l'essere un documento storico di prima mano eccezionale, ma dall'altro, come molti memoir, come molte testimonianze di prima mano, è vero, ci restituisce momenti privatissimi, le origini forse della formazione della personalità di Hitler, che però sembra già bella strutturata in un certo senso qui, e però ha anche il limite di essere scritto da una persona che si definisce amica di Hitler e che a un certo punto lo perde di vista, per cui non è ben chiaro nemmeno a Kubizek che cosa sia successo, come e perché nella Germania a terra, in ginocchio del post grande guerra, sia emersa la sua figura, in base a quali forze, con
come dire, per quali vie. E questo è un po' il limite del libro, perché è una testimonianza di vita vissuta, fortissima, interessantissima, però, come dico sempre, quando uno osserva un affresco, paradossalmente più vicino è e meno coglie. Cioè, se stai col naso proprio a 1 centimetro dal muro affrescato vedi molto poco. Bisogna arretrare e prendere appunto una distanza prospettica che qui manca. Ma una cosa c'è, oltre a quelle che avevo già evidenziato: l'antisemitismo radicale, il senso di frustrazione, l'odio, chiamiamolo proprio odio per alcune categorie. C'è anche il fatto che siamo nelle primissime pagine, si sono conosciuti da poco August e Adolf. Ben presto iniziai anche a capire, scrive, che la nostra amicizia resisteva principalmente per via della mia inclinazione ad ascoltare di ascoltatore paziente. Non mi pesava questo ruolo passivo, in quanto mi faceva capire quanto il mio amico avesse bisogno di me. Aveva semplicemente la necessità di parlare e di qualcuno che volesse ascoltarlo. C'è una sorta di prepotenza già nell'Hitler giovane, che intende l'amicizia come una specie di l'amico, come una specie di orecchio, di ascoltatore perenne, appunto, che gratifichi il suo ego. Sembra veramente una persona sì isolata, ma isolata anche perché non è strutturalmente costituzionalmente capace di instaurare un legame autentico con nessuno. Mi sembra, professoressa, che resti questo, no, sullo sfondo. Ancora oggi gli storici faticano a spiegare per quale motivo, come sia accaduto, che figure come quelle di Hitler, ma anche di Mussolini, figure che guardate, ma anche quando le guardavo da ragazzino 50 anni fa, ti sembravano ridicole, no? Avresti definito ridicole se non ci fosse la tragedia che tutti conosciamo. Esatto. Non è che lo chiedo proprio a lei, chiedo alla storica, non alla latinista, lei che ha scritto libri su Nerone e su Caligola, quindi si è confrontata però a distanza di 2000 anni con grandi tiranni del passato. Siamo ancora troppo vicini a fascismo e nazismo per mettere a fuoco. No, credo che la distanza storica ormai ce l'abbiamo, e poi rispetto a quelli che io scherzosamente chiamo i bad boys del passato, in quel caso con Nerone e con Caligola noi abbiamo fatto, con i libri che ho scritto e di concerto con l'editore, un lavoro sulle fonti che sono parziali. Abbiamo visto le fonti antiche, come trattano il personaggio di Nerone, Svetonio, che cosa mettono in rilievo, di Nerone e di Caligola, che cosa mette in rilievo Tacito, che cosa mette in rilievo Svetonio, che cosa occultano. Qui le fonti sono tantissime e sono fonti inoppugnabili, c'è poco da andare a contestualizzare, e sono fonti che ci dicono cose terribili. Sicuramente la cosa che fa sempre un certo effetto e che fa riflettere quando ancora oggi si tratta il nazismo a scuola, la cosa che fa riflettere, lo diceva anche Billy Wilder nella sua autobiografia. Billy Wilder era emigrato di origine di famiglie ebraiche ed era emigrato negli Stati Uniti perché ha detto io ho letto il Mein Kampf e ho capito che l'aria che prendeva a tirare era molto molto brutta, e quindi era emigrato molto presto negli Stati Uniti. La cosa che fa veramente un effetto incredibile è che, come notano gli studenti, dicono: ma questa cosa era pubblicata, era venduta? Certo. E chi ha votato il nazismo, i deputati nazisti, molto probabilmente l'aveva letto e approvava quel che c'era scritto nel Mein Kampf, ed è una cosa che fa veramente riflettere ancora oggi i ragazzi quando si studia storia. Ed è una riflessione, insomma, molto pesante e molto amara. Tra l'altro il Mein Kampf pubblicato in Italia da Bompiani negli anni 30.
Esatto, sì. Ancora oggi c'è un'edizione pubblicata con ampio commento per contestualizzare, cercare di capire da dove venissero queste idee, insomma, per aiutare lo studioso, mi sembra, col commento di Giorgio Galli. E fa una certa impressione sapere che chi votava in quegli anni, fino al 1933, approvava quelle cose, e erano milioni di persone, centinaia di migliaia di persone. Per quello che riguarda invece Kubizek, è anche un uomo schivo, se vogliamo, perché quando Hitler diventa cancelliere nel 1933, scrive all'antico amico, cioè Kubizek gli scrive un biglietto di complimenti, come dire, anche un po' dubitando su che cosa, insomma, avendo un po' paura che cosa mai penserà di me, mi rifaccio vivo dopo così tanto tempo, penserà che io chieda favori e altro. E invece la cosa, come dire, la cosa stupefacente è che il cancelliere vuole ricevere il suo antico amico, che si tira indietro, e i due si incontreranno soltanto nel 1938. E Hitler diceva, quest'uomo che aveva all'inizio della sua carriera politica fatto, non dico intenerire, ma immalinconire il suo antico amico, perché l'amico diceva: sapevo fin troppo bene che cosa significasse seppellire tutte le proprie speranze e ispirazioni, e ora doveva guadagnarsi da vivere facendo discorsi alle assemblee. Un duro lavoro, anche se era davvero un bravo e convincente oratore. Cioè, la forza della testimonianza di Kubizek è che non è un uomo politico, che questo testo non è e non vuole sostituirsi assolutamente alle biografie, che sono biografie politiche soprattutto, non solo il pettegolezzo dal buco della serratura sul potente, oggetto dello studio. Per esempio la biografia scientifica seria di Joachim Fest di Hitler non è assolutamente, cioè uno non può dire non leggo quella per leggere questo, ma le due cose da un certo punto di vista si integrano, perché Kubizek ha conosciuto la persona di cui parla, e tuttavia, non essendo uno storico, non essendo un politologo, non essendo un esperto di politica, vediamo che dice delle cose un po' ingenue, no? Poverino, non dipinge, deve guadagnarsi da vivere parlando alle assemblee, che è un duro lavoro, un lavoro faticoso. Poi i due si incontreranno dopo l'Anschluss, l'Austria, e quindi come dire, Hitler dirà addirittura che nessun giovane dovrà essere costretto, come è accaduto a lui, di mettere da parte le sue ambizioni artistiche. Veramente sarebbe da dire meglio un cattivo, un mediocre pittore in più che un Hitler cancelliere. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Ricordo ancora il giovane Hitler che ho conosciuto, autore August Kubizek, Biblioteca Edizioni, 16 euro, 368 pagine. Abbiamo ascoltato la professoressa Silvia Stucchi, la ringrazio ancora e a risentirci a presto. Grazie a lei e buona Pasqua. Grazie. Andiamo a chiudere allora questa trasmissione. Vediamo se ci sono aggiornamenti e messaggi e poi togliamo le tende, come si dice in gergo. Allora, l'Unione Europea, vogliamo un'intesa sui dazi, ma dobbiamo prepararci anche al no deal. L'abuso sui minori da parte di un prete, di un parroco arrestato a Brescia, e direi dazi, l'Unione Europea a prepararsi a un mancato accordo, Meloni, van der Leyen. Chiamata prima del viaggio USA, la Cina, Trump, basta lagnarsi. Allora chiudiamo ringraziando Sveva e Natalia Sveva sulla tolla di comando in regia tecnica, e ringraziando voi che avete avuto la bontà e la generosità di seguire Radio Libertà. Grazie a todos. Avete ascoltato Oltre la pagina.